Telespettatori di Sesta Rete, ben ritrovati con il consueto appuntamento di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, i risultati, le classifiche, i commenti e gli ospiti dedicati naturalmente specificatamente al campionato dilettantistico siciliano. In poche parole, anche oggi avremo modo di conoscere quelli che sono i risultati appunto e anche i commenti sul calcio che va dalla Serie D sino alla prima categoria. Il saluto immediato lo facciamo anche alla nostra penaltina, alla nostra Federica Di Benedetto. Dopo il debutto tutto a posto? Sì, tutto bene. Serena e tranquilla? A casa cosa hanno detto? Sono piaciuta. Benissimo, ma siamo sicuri che anche ai nostri telespettatori a casa il tuo debutto è stato ben seguito. Sì, sicuramente. E il debutto naturalmente anche di Carmelo Puglisi è andato più che bene, eccolo qua infatti perché ritorna. Buona domenica a tutti, buona domenica a te Ettore. Ben trovato, con lui chiaramente parleremo del campionato interregionale, parleremo anche del campionato di eccellenza nei due gironi siciliani, girone A e girone B. Diamo subito anche un saluto ai nostri due ospiti in questa seconda puntata di Penalty, mister Salvo D'Arrigo. Buonasera, mister, è un piacere ritrovarti, sempre in perfetta forma. Grazie a te Ettore, sì. Nonostante l'età. Ci si ricorda sicuramente momenti di battaglia passata, no? Anche sul campo, però sempre con grande sportività. Sempre molto sportivi. Infatti, dovremmo essere anche d'esempio ai giovani allenatori che ci sono. Io continuo a farlo allenatore anche per questo. Bene, complimenti. Con te insomma avremo modo di spaziare un po' nei numerosissimi campionati dilettantistici siciliani, in modo particolare sull'eccellenza e anche sull'interregionale. E insieme a te un giovane allenatore di una scuola calcio importante che è la Team Sport Millennium, mister Angelo Faro. Ciao Angelo. Buonasera a te Ettore, buonasera a tutti i telespettatori e grazie per l'invito. Ci mancherebbe. Con te parleremo di questa importante scuola calcio che è diventato un punto di riferimento diciamo dei settori giovanili siciliani. Sì, ci siamo ritagliati una bella fetta e poi devo dire che non è neanche una piccola società, già quest'anno festeggiamo i 15 anni di attività. Ne parleremo perché abbiamo anche qualche immagine di questa bella ed interessante scuola calcio. Partenza subito immediata con i risultati e poi la classifica del campionato interregionale e allora passiamo la parola alla nostra splendida Federica. Agropoli Licata 3-0 a tavolino. Cavese Città di Messina 3-3. Interreggio Nuova Gioiese 0-3 a tavolino. Noto Ragusa 1-1. Orlandina Comprensorio Montalto 2-1. Pomigliano Rende 1-1. Savoia Due Torri 4-1. Torrecuso Agragas 1-0. Vibonese Battipagliese 0-0. Perfetto, a questo punto diamo lettura anche della classifica, ricordando che in testa abbiamo la squadra campana del Savoia, eccola qua la classifica, il Savoia con 42 punti, l'Agragas con 37, Nuova Gioiese 32, Torrecuso 29, Cavese 27, Orlandina 25, Battipagliese 24 insieme al Noto, Pomigliano e Agropoli 23, Montalto 22, Interreggio 21, Due Torri 18, Città di Messina 14, Rende 7 punti, Vibonese 6, Ragusa 5, Licata 4. L'Interreggio ha un punto di penalizzazione così come il Ragusa, mentre sono 3 i punti di penalizzazione del Licata, ma che probabilmente già dalla prossima settimana scomparirà dal girone I del campionato di interregionale. Parola a Carmelo. Sì, continua la marcia del Savoia in testa alla classifica, oggi al Giro di Torre Annunziata, vittima sacrificale, ahimè, il Due Torri di Alacqua che si è ben difeso fino a che ha potuto, ma lo strapotere e la forza dei padroni di casa ha avuto la meglio. Il Savoia prende il largo anche perché l'Agragas cade sul campo del sorprendente Torrecuso. Per completare il quadro delle siciliane, bella vittoria casalinga dell'Orlandina che ha superato al Micale 2-1 il Comprensorio Montalto che arrivava da una serie positiva. Ecco, a questo punto diamo lettura anche del tabellino del prossimo turno, parliamo chiaramente di domenica prossima, domenica 22 dicembre 2013, si giocherà la prima giornata di ritorno mi pare, o è la 17esima, adesso non ricordo bene. Vabbè, diciamo sì. prossimo turno così siamo più tranquilli, sì, è la 17esima giornata di ritorno, di andata. Agragas Noto, Battipagliese Orlandina, Città di Messina Savoia, Comprensorio Montalto Interreggio,
Interreggio, Due Torri Pomigliano, Licata Cavese, Nuova Gioiese Acropoli, Ragusa Vibonese e Rende Torrecuso. Allora, una brevissima battuta la voglio fare con i nostri ospiti, questo Licata che abbandona la Serie D ed è brutto, E già la quarta rinuncia è automaticamente esclusa dal campionato, ha perso il titolo sportivo, è un glorioso... Peccato. Ricordiamo i tempi di Zeman. Peccato proprio. Ha fatto la storia del calcio siciliano, è arrivato fino ai professionisti, sono transitati diversi giocatori importanti che hanno fatto benissimo anche nei campionati maggiori. Salvo, però è anche vero che se non ci sono i soldi è giusto che non si facciano le squadre, perché i soldi in questo momento servono anche per tante altre cose. Sono determinanti, però oltre ai soldi io credo che c'è anche una mancanza di organizzazione, di programmazione. Indubbiamente. Questo porta anche, con la mancanza di soldi, al fallimento totale. È vero. Angelo, sei d'accordo sul fatto che comunque oggi come oggi per fare società importanti bisogna avere comunque un budget importante e soprattutto, secondo me, investitori importanti. Investitori importanti, ma come diceva bene il mister, la programmazione, l'organizzazione è fondamentale ed è un peccato che alcune società di questo livello, specialmente nella nostra regione, non trovano spazio. Per noi che operiamo con i ragazzi, con le settore giovanili, e certe società che vengono a mancare anche uno sfogo per i nostri ragazzi che potrebbero trovare la possibilità di mettersi in mostra, e vengono a mancare questi palcoscenici importanti in Sicilia, specialmente come un campionato interregionale dove qualche ragazzo nostro si può mettere in vetrina a livello nazionale, ha la possibilità di poter spiccare fuori. Già noi abbiamo grossissime difficoltà, mancano anche queste possibilità, si fa dura per i nostri ragazzi, si fa veramente dura. Se posso aggiungere, il problema della programmazione è insito anche il discorso del settore giovanile. Purtroppo da noi, al sud e in Sicilia in particolare, tutte le squadre che militano, quasi tutte che militano nei campionati maggiori dilettantistici, se andiamo a vedere l'organizzazione del settore giovanile, lascia molto desiderare. È quasi ridicolo. Ritorna penalty, a voi studio. Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, l'appuntamento della domenica, ogni domenica a partire dalle 19:30, poi siamo in replica anche intorno alle 23, in replica anche nella mattinata del lunedì a partire dalle 8:30. Messa da parte subito la categoria dell'interregionale, adesso il momento di presentare il campionato di eccellenza, lo facciamo subito con i risultati e poi a seguire anche la classifica del girone A. Camarat Parmonval 3-0. Leonfortese Alcamo 0-0, Mazzara Rocca di Caprileone 1-1, Profavara Folgore Selinunte 2-0, Raffadali San Giovanni Gemini 0-0, Riviera Marmi Serra di Falco 1-0, San Cataldese Atletico Campofranco 0-1, Sport Club Marsala San Sebastiano partita sospesa per infortunio ad arbitro. Il Camarat, vincendo per 3-0, vola sempre più in alto nella classifica del campionato di eccellenza di girone A. Guardiamo la classifica. Camarat 35 punti, Leonfortese 31, Alcamo 30, Serra di Falco 27 punti, Rocca di Caprileone 23, Profavara e Campofranco 21 punti, Parmonval, Riviera Marmi, Sport Club Marsala 20 punti, Mazzara 18, San Cataldese 15 punti, San Giovanni Gemini 13, Raffadali 10, chiudono la classifica San Sebastiano e Folgore Selinunte a 9 punti. Da sottolineare anche che il San Sebastiano e lo Sport Club Marsala hanno una partita in meno. E adesso il tabellino per quanto riguarda il prossimo turno, anche questo si giocherà domenica prossima, domenica 22 dicembre 2013 e sarà la 16ª giornata e sarà anche la prima giornata di ritorno. Camarat Alcamo, Marsala San Giovanni Gemini, Mazzara Parmonval, Profavara Rocca di Caprileone, Raffadali Folgore, Riviera Marmi San Cataldese, Serra di Falco San Sebastiano ed infine chiuderà Leonfortese Atletico Campofranco. Carmelo, io credo che questo Camarat già dalle prime giornate aveva fatto capire a tutti che insomma poteva essere il suo anno.
Ma proprio nella domenica in cui si laurea campione d'inverno, i bianconeri agrigentini oggi imprimono una decisa accelerata al loro cammino, complice lo scontro diretto fra Leonfortese ed Alcamo 1-0-0, dove prevale la paura di vincere. Le due squadre si tolgono punti a vicenda e così favoriscono il Camarat. È stata una giornata interessante, brevemente anche nella parte bassa della classifica. Raffadali e San Giovanni Gemini nello scontro diretto non vanno oltre lo 0-0 nello scontro diretto per evitare la retrocessione diversa, e continua invece il momento difficile della San Cataldese, un momento difficile inspiegabile. La formazione neroverde ha perso in casa con l'Atletico Campofranco, nonostante abbia un organico costruito per tutt'altri obiettivi. Domanda per i nostri ospiti, parliamo della Leonfortese, l'anno scorso un anno di assestamento, sì, adesso probabilmente è un po' più convincente, anche se in questo momento deve inseguire il Camarat. Perché ha avuto diversi innesti sì, rispetto alla squadra dell'anno scorso, hanno preso diversi giocatori, infatti i risultati stanno dando, anche se il Camarat già era preventivato. Era già preventivato, infatti l'ho detto che già dalle prime domeniche. È una piacevolissima sorpresa. Quindi questa Leonfortese potrebbe finalmente aspirare a questo salto di categoria. Dare del filo da torcere, perché del resto i punti di distacco non sono tanti. Sì, sono soltanto 4 punti e il campionato ancora, ricomincia dalla prossima settimana, tutto il girone di ritorno, quindi è fattibile. Poi c'è sempre lo scontro diretto che può anche decidere, no? Positivo questo fatto comunque che il Camarat finalmente possa aspirare a categorie superiori. Sì, c'è anche lui una società di tradizioni passate in campionati maggiori. E quindi buona questa cosa. Già, credo, quel poco che so, avevano programmato proprio questo salto di categoria. La scuola calcio del Millennium, Team Sport Millennium, spera sempre di piazzare anche qualche ragazzino in queste società che hanno bisogno comunque di validi, insomma, innesti giovanili obbligatori, tra l'altro all'interno della squadra. Vabbè, il lavoro poi di una scuola calcio, di una società di settore giovanile, poi alla fine è quello di riuscire a trovare qualche ragazzino che possa spiccare il volo o nelle categorie dilettantistiche, oppure l'ambizione sempre Voi fate massima. anche la categoria allievi, no? Sì, abbiamo allievi e giovanili, da quest'anno abbiamo sia gli allievi giovanissimi provinciali e poi tutta la scuola calcio. Chiaramente parliamo del settore giovanile provinciale. Provinciale, sì, giovanissimi provinciali e gli allievi provinciali. Se si vince il campionato provinciale si può accedere, a quello regionale. Poi credo non anche, è necessario però, credo. Sì, si può fare anche la domanda di ripescaggio in base agli anni, al punteggio che si acquisisce durante l'anno, se c'è la fortuna di arrivare nelle fasi finali del girone. Poi una società che già ha 15 anni di storia assume un punteggio importante. Noi pure noi. Infatti, voglio dire, anche voi. Nonostante l'età continua ancora ad allenare. Sottolineiamolo. Anzi, io posso dire una cosa, conoscendo la squadra del mister, loro sono uno dei favoriti a vincere il titolo. Questa è una cosa positiva. Così per la cronaca. Alleno i giovanissimi del Nuovo Lever, scuola calcio con numerosi iscritti, facciamo allievi giovanissimi provinciali, giovanissimi che mi onoro di allenare, siamo a punteggio pieno. Che bella categoria quella dei 8 vittorie, sì, è la categoria migliore. Che più amo, secondo me, perché è la base del calciatore, cioè che si fa. Puoi modellare, l'allenatore modella proprio anche lo stile, la qualità, la personalità del c'è anche un lavoro secondo me di base della scuola calcio che è importante, però poi là nel giovanissimi si inizia a dare l'impostazione. Perché ancora i ragazzi di questa età hanno molto entusiasmo. Hanno tanta fantasia, però poi bisogna un po' limarla. Certo. Fantasioso. Noi per esempio abbiamo questa squadra che tutti ci dicono, gli addetti ai lavori, che segue il campionato siete favoriti. 8 vittorie consecutive. A questo punto lo devo dire, anche per i ragazzi che ci tenevano, 55 gol fatti in 8 partite. Allora sono veramente super favoriti, Angelo. Sì, noi nostri abbiamo un girone un po' più equilibrato. Vi potreste incontrare poi nel girone. Benissimo. Anche noi siamo in primi, è stata la prima in classifica, domenica è caduta con i ragazzini generali, quindi saremo 3 squadre. Benissimo, quindi lotta ancora apertissima. Sì. Proseguiamo dopo il girone B, adesso è il momento di conoscere i risultati e poi anche la classifica del girone A. Del girone B parliamo del campionato di eccellenza. San Pio X, Acireale, 1946, 2-0. Città di Rosolini, Sporting Via Grande, 0-2. Football Club Acireale, Sport Club Siracusa, 1-1. Giminica Scordia Taormina 1-3, Mazzarrà Città di Vittoria 1-1, Modica Tiger 0-1, Rametta Mister Bianco 0-0, San Gregorio Gea Virtus 0-2.
Diamo lettura anche della classifica nel campionato di eccellenza, parliamo chiaramente del girone B, dove abbiamo questa coppia in testa, sia la Tiger che l'FC Aceriale sono super candidati alla vittoria finale, quindi probabilmente si giocherà sino all'ultima partita per conoscere l'effettiva squadra che passerà e andrà a giocarsi il prossimo anno il suo bel campionato di interregionale. Guardiamo la classifica al completo. Football Club Cireale e Tiger 32 punti, Taormina 27, San Pio X e Igea Virtus 25 punti, Giminica Scordia 24, Mister Bianco 23 punti, Città di Vittoria 22, Modica, Sporting Via Grande e Siracusa 20 punti, San Gregorio 17, Rometta 15, Città di Rosolini 14 punti, Mazzarrà 9, Acireale 1946 chiude la classifica a 4 punti. Sottolineiamo anche che il Città di Vittoria e il Modica hanno un punto di penalizzazione. Anche per questo girone B del campionato di eccellenza diamo lettura del tabellino, si giocherà, vi ripeto ancora una volta, domenica prossima, giornata pre-natalizia, domenica 22 dicembre 2013. Questo è il tabellino. Allora, Città di Rosolini Tiger, Football Club Aceriale Catania San Pio X, Scordia Sporting Via Grande, Mazzarà Taormina, Modica Igea Virtus, Rometta Città di Vittoria, San Gregorio Aceriale 1946 ed infine si chiuderà con Sport Club Siracusa contro Mister Bianco. È successo un po' di tutto, Carmelo, orientativamente questo comunque è un girone abbastanza appassionante. Anche nel girone B, così come in quello A, si è concluso il girone d'andata con questa coppia di vertice, rispecchiando un po' l'andamento di questa prima metà di torneo. Tiger, Brolo e Football Club Aceriale chiudono in testa. Oggi tutti i riflettori, Ettore, erano puntati sul Tupparello di Acireale per la sfida tra il Football Club Acireale di Salvonica e il Siracusa di Pippo Strano. 1-1 risultato finale, un tempo ciascuno, l'Acireale era andata in vantaggio con Nicolosi dopo 3 minuti, gol dell'ex di Carbonaro per il pari del Siracusa, Carbonaro che fino a 3 settimane fa vestiva proprio la maglia granata. La rivelazione di Taormina, e qui tra pochi istanti chiameremo in causa anche Mister D'Arrigo, perché un pezzo del suo cuore tifa Taormina, assolutamente straordinario il cammino dei biancazzurri di Saro De Cento, che oggi hanno spugnato l'Aldo Binanti di Scordia. Per lo Scordia, tra l'altro, è la seconda sconfitta tra le mura amiche e guadagna questo terzo posto in classifica. Non sottovalutiamo però la Tiger Brolo, che vince la Tiger Brolo. Allora, Ettore, con me sfondi una porta aperta, io l'ho detto la settimana scorsa, secondo me la squadra più attrezzata di questo campionato è quella che secondo me arriverà in Serie D dalla porta principale. È un campionato bellissimo, estremamente appassionante, come dicevi tu, perché c'è questa rivelazione Taormina al terzo posto, ma è un terzo posto tutt'altro che blindato, così come i primi due, perché stanno rimontando di gran carriera la Catania San Pio X, che ha vinto pure con la Cireale 1946, soffrendo più del previsto, ma sta rimontando dopo di gran carriera anche l'Igea Virtus, che ha vinto a San Gregorio. La formazione giallorossa barcellonese ha avuto un momento di appannamento tra ottobre e novembre, però da metà novembre sta viaggiando, credo sia già la terza vittoria consecutiva, e vuole dire la propria anche per il primo posto. Ribadisco, un campionato bellissimo. Fammi fare una piccola parentesi prima di chiudere. Merita una lode anche il Via Grande di Enzo Buttò. Da ripescata, se il campionato terminasse a metà sarebbe salva, e oggi ha compiuto una bella impresa a Rosolini. Bene, hai già anticipato qualcosa? A questo punto devo chiederla subito. Sì, lo dobbiamo coinvolgere necessariamente. Infatti, coinvolgiamo Mister... Il coinvolgimento, perché devo precisare per mio figlio che gioca nel Taormina. L'inizio del campionato fino alle liste ha giocato anche, se non vado errato, anche l'anno scorso D'Arrigo giocava anche nella l'anno scorso la memoria mi ha tradito. Giocava nell'Atletico Catania, la memoria mi ha 95, per cui conosco bene le due realtà. Ho visto anche formarsi la Tiger, anche se mio figlio non ha fatto la preparazione perché era andato in una squadra di Serie D nel Lazio, poi è sceso qui. La Tiger veramente non è una rivelazione, veramente è programmata. No, io continuo a ripetere, mister, che è la squadra più forte di questo perché anche economicamente forse la più attrezzata. E questo è importante. Questo è importante, hanno una bella organizzazione. Però dice bene Carmelo, questo Taormina sta sorprendendo in positivo. Invece il Taormina, che aveva anche problemi di iscrizione. Ha formato una squadra
all'ultimo momento. E io ho visto giocare diverse partite, non perché gioca mio figlio, ma gioca veramente bene. San Lorenzo ha costruito una squadra che sviluppa un gioco ottimo, fa un 3-4-3 veramente fatto molto Tra bene. i giovani del Taormina, mister, visto Sì. che lei la segue anche per ragioni affettive, a parte suo figlio Certo. ovviamente, qual è di questi ragazzi che si sono messi in luce, non so, penso a Bruno, a Mangano, a Mangiolotti, Ecco, l'hai qual è detto, di questi sì, ragazzi sì. quello che l'ha colpita di più? No, ma tutti e tre veramente, effettivamente spiccano tutti e tre. I nomi che hai fatto sono veramente quelli che Più degli altri. risaltano più degli altri, ma è il complesso di squadra Che è che gioca, interessante. gioca molto bene. Squadre come la Tiger magari è squadra molto più esperta, perché giocatori Mister anche De Cento, insomma, fa Però sempre giocare bene fa le sue sempre squadre. giocare bene. Poi quando trova dei ragazzi Cioè, giovani che vogliono sì, mettersi in per mostra, qualcuno li che trova... magari non E lo devo dire, Ettore, ha giocato con Seman. infatti, per ragioni posso di dire. competenza, anche la Tiger Brolo ha sì. un signor allenatore che è Santino Certo, Bellini. certo, ma non solo, hanno anche un'organizzazione societaria, Societaria. hanno uno staff tecnico di primo ordine. Interessante. Mister Angelo Faro, invece a te la domanda più cattiva te la faccio in modo più diretto. FC Aciriale e Aciriale 1946, primi e ultimi. È strana questa cosa, anche perché l'FC Aciriale era partita sicuramente in maniera sorprendendo un po' tutti. Adesso si è un po' assestata, continua a rimanere sempre la squadra leader, però questo Aciriale 1946 all'ultimo posto ci piange un po' il cuore. Quello sì, vedere una società gloriosa. Io ho avuto anche il piacere e l'onore di stare un anno là a allenare gli allievi regionali ad Acireale con il direttore Marino, e devo dire è un peccato che c'è molto affetto, e viene molto seguito. Poi ad Acireale hanno veramente una cultura del calcio importante, la seguono molto la squadra. Poi devo fare i complimenti all'FC Acireale, Certo. di Palma che sta facendo un ottimo lavoro, è organizzato, quindi e anche, ripeto, rispetto Quando c'è organizzazione arrivano i risultati. E riuscire veramente in questo momento a dare diciamo, battaglia alla Tiger Brawl, che è effettivamente una corazzata in questa categoria, e credo già è pronta anche per un campionato interregionale. Infatti, ve lo diceva anche il mister E quindi D'Arrigo. faccio i complimenti, e poi i complimenti faccio anche all'amico Enzo Buttò, Certo, che con un gruppo di salutiamo ragazzi, con Vincenzo. Diagrande, ci sono anche alcuni ragazzi che ho avuto il piacere di allenarli, che stanno facendo bene, si stanno Lui è un divertendo. buon allenatore nel settore giovanile, Angelo Annetto è stato mio giocatore. quindi, insomma, allora, Una decina d'anni, non lo so, non ha ricordo preso, più ha quanti preso anni. tutto quello che di buono sicuramente gli ha insegnato. Ma volevo aggiungere però, non dimentichiamo che la sorpresa più grande secondo me per come stava, cioè non stava neanche iscrivendosi il San Gregorio. È vero, San si Gregorio, sono fino a una riorganizzati, settimana sì. erano senza Non squadra. iscritti, iscritti, senza squadra. È vero, Cioè, è vero. Miracoli stanno. Miracoli. Ed è quando c'è la passione, e lì insomma a San Gregorio la passione c'è da sempre, e hanno fatto un grande sforzo, si sono organizzati e probabilmente riusciranno quantomeno a salvare la categoria, che è importantissimo. Certo. È il loro obiettivo anche quello del Team Sport Millennium. Ne parliamo appunto con Angelo Faro, che è allenatore della squadra Pulcini 2003-2004, Sì. che è una categoria meravigliosa. Angelo. Allora, quando si parla di ragazzi tutto è meraviglioso, i ragazzi ti danno tanto, specialmente i bambini, che con il loro entusiasmo ti fanno vivere il calcio nel modo migliore, perché sono veramente sinceri, leali e hanno grandissimo entusiasmo, e grazie a loro effettivamente tu ti puoi veramente divertire a praticare questo sport. Poi alleno anche i giovanissimi provinciali, come ho detto prima. E la cosa che devo dire, quest'anno ho avuto anche il piacere di essere nell'anno in cui questa società sta festeggiando i suoi 15 anni. Bene. Nel 1999 questa società è nata grazie alla passione del presidente Salvo Foran, Che salutiamo. sì, del fratello Ho passato Fabio anche delle immagini sulla scuola calcio, Team Sport Millennium, così Foran, e poi abbiamo modo l'altro anche di è vedere. il segretario, l'altro collaboratore, sono la triade, si conclude con Marco Fiorito. Poi la società è completata grazie perché il presidente ha voluto fare le cose come si deve, a cercarsi di darsi un'organizzazione per poter dare il meglio a questi La ragazzi. scuola calcio, secondo me, se non è organizzata bene, rischia solamente di combinare guai. Invece con i ragazzini bisogna organizzarsi. No, con i ragazzini e dare- bisogna organizzarsi bene, poi anche il mister stesso deve avere una qualità e devono essere abbastanza preparati, perché con i ragazzini, come ben detto tu,
e se si sbaglia si fanno grossi danni, c'è il pericolo di perderli e di farli disinnamorare di questo Poi avete una bella struttura, voglio dire. Sì, una bella struttura organizzata, sono 2 campi a 5, il campo a 7, gli spazi per fare... Insomma, poi con grossi sforzi il Presidente la sta sempre ottimizzando, fa sempre qualcosa in più, mette delle cose in più per cercare di migliorarla. E quest'anno il giorno 21 c'è la grande festa che noi di penalty saremo anche presenti. Faremo al palazzetto di Mascalucia con i nostri circa 200 iscritti, fra genitori, penso, parenti. Salvo, è bello sentire che ci sono più di 200 ragazzini. Noi abbiamo 150. Quindi bene, lavorate con i giovani, perché i giovani sono il futuro di tutto. Poi posso dire una cosa strettamente personale, certo. Lavorando con i ragazzini ci si sente anche più giovani. È vero, hai ragione, sono assolutamente d'accordo. Bene, allora abbiamo chiuso anche con i campionati di eccellenza. Io ringrazio i nostri ospiti, Angelo Faro per quanto riguarda il Team Sport Millennium, ma anche perché è un conoscitore, devo dire, molto preparato anche delle categorie, insomma, dilettantistiche. Sì, cerchiamo il calcio si conosce a 360 gradi, certo, siamo pronti per poter operare sia con i grandi, con i piccoli, però la mia passione sono i giovani, perché credo che il calcio lo vive in un certo modo. La passione non tramonta mai neanche per Salvo D'Arrigo, che ho visto con tantissimo piacere. Alleni, abbiamo detto, una squadra giovanissima, Lever. Sì, nuovo Lever. Catania. Ti auguriamo il buon lavoro. Grazie a voi. Vinci questo ennesimo campionato, perché tu ne hai vinti tantissimi. Qualcuno sì. Quindi voglio dire, sicuramente dalle tue mani ne uscirà qualcuno di importante, di giocatore. Dai, è importante. Ti ringrazio, ti auguro il buon lavoro e vorrei proprio prestissimo rivederti di nuovo qui a Penalty. Dimmi, Angelo. No, ti saluto a tutti i telespettatori, grazie sempre ancora, ripeto, per l'invito, è stato un piacere stare con voi. Benissimo, grazie anche ad Angelo Faro. Salutiamo nel frattempo anche Carmelo Puglisi, che rivedremo la prossima settimana. Sarà il turno dell'interregionale e dell'eccellenza. L'eccellenza è la prima giornata di ritorno. Sì, per chiudere il big match, riflettori puntati su Catania San Pio X Football Club Acireale, alla luce del precedente dell'andata, quando la gara fu ripetuta. Bagarre. Sarà veramente una partita accesa. Importante anche per la classifica, tra l'altro. Fondamentale per la classifica. Perfetto, salutiamo anche la nostra prima penaltina, tra poco ci raggiungerà Giulia, salutiamo Federica Di Benedetto, che rivedremo la prossima settimana. Certo, allora che fai? Mi lanci la pubblicità nei saluti? Io vi lascio con la pubblicità, ci vediamo settimana prossima. Adesso di nuovo penalty, a voi studio. Rieccoci di nuovo in studio, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, la puntata dedicata solo ed esclusivamente al calcio dilettantistico siciliano, dalla Serie D sino alla prima categoria, e da quest'anno una bellissima finestra dedicata anche al calcio a 5. Abbiamo lasciato Federica che ci ha salutato e ha rimandato la sua presenza chiaramente alla prossima settimana, e diamo il benvenuto alla seconda penaltina, Giulia Bonaccorsi. Ciao Giulia. Ettore, buonasera a tutti. Anche a te la domanda, com'è andata a casa bene. dopo il debutto? Tutti contenti. Ti hanno visto? Bene, benissimo, sì. Perfetto. In postazione abbiamo subito Ciccio Rametta, parliamo di promozione con lui. Ciao Ciccio. Ciao Ettore, buona domenica a tutti. E invece ho saputo, insomma, che dalle tue parti, perché tu, insomma, sei nato nella provincia di Siracusa, vivi ad Augusta, lì, insomma, so che hai avuto un grandissimo seguito e successo. Salutiamo tutti gli amici di Augusta, tra l'altro. Le ragazze ricevono complimenti, i ragazzi sempre sfottimenti. Ci mancherebbe. È normale. Salutiamo anche adesso i nostri nuovi 2 ospiti. È tornato a trovarci, lo fa sempre puntualmente ogni anno, Luca Di Gregorio, mister della Sporting Battiati, che sta volando. Per ora sì. Buonasera a tutti. Buonasera. E insieme a lui un allenatore attualmente in panchina nel senso senza squadra, però come tradizione a Penalty, quando si viene ospiti, dopo qualche settimana si trova squadra. Poi tra l'altro tu, insomma, vieni da un campionato bellissimo dell'anno scorso, quindi sicuramente con il panettone arriverà probabilmente una nuova panchina. Alfio Barbagallo. Buonasera a tutti. Ottimismo. Sì, vado tranquillo. Poi d'altra parte tu mi hai parlato anche di un periodo di riposo, perché insomma negli ultimi anni sono stati campionati travagliati, quelli della prima e della seconda categoria.
Sì, un po' questo, più il fatto che col lavoro non si ci riesce Certo. ad incastrarsi, quindi abbiamo preferito in questo momento. Ma tu meriti una panchina, sei un allenatore in gamba, Luca è un allenatore in gamba, non perché l'ho cresciuto io, ma perché veramente è molto molto preparato. Io lo conosco bene perché... E poi è battagliero. Lo so, tu ci hai perso un playoff, Finale, playoff. una finale playoff, vabbè, succede, adesso vi incontrate, non me lo massacrate però. Allora, campionato di promozione subito insieme a Giulia per quanto riguarda i risultati e poi la classifica del girone A, appunto, del campionato di promozione. A te Giulia. CUS Palermo, Montemaggiore 2-1. A Castellammare del Golfo, Castellammare Cefalù 1-2. A Carini, Paceco Città di Carini 2-0. Favignana Dattilo 1-0. A Trapani, Ligny Trapani Salemi 1-1. A Monreale Delfini Vergine Maria 0-0. A Pollina, Real Calcio Strasatti 6-1. Riposa Fulgatore. Vittoria fuori casa per quanto riguarda il Paceco, 2-0 a Carini, e con questa vittoria ancora una volta diventa più forte la posizione di leader incontrastato di questo girone A del campionato di promozione. Guardiamo la classifica. Paceco 32 punti, Salemi 28, Dattilo Cefalù 27, Monreale Ligny Trapani 23 punti, Castellammare Calcio 94 21, Montemaggiore 20, Real Calcio 18, CUS Palermo Favignana 16 punti, Fulgatore 15, Delfini Vergine Maria 13, Città di Carini 11, chiude la classifica Strasatti con 3 punti. Ciccio, Sì. questo Paceco vince fuori casa e ho detto bene, secondo me è la squadra da battere in questo girone A del campionato di promozione. Sì, il girone A settimana scorsa l'avevamo presentato come un girone molto equilibrato, chiaramente oggi è stata la giornata del Paceco, che prima ha fatto da spettatore in quanto ha giocato alle 17:30 e i risultati che sono arrivati sono stati favorevoli per il Paceco perché abbiamo avuto questa sorprendente sconfitta del Dattilo a Favignana per 1-0 e invece il Salemi non è andato oltre il pareggio a Trapani contro il Ligny Trapani. Dopodiché il Paceco è sceso in campo, abbiamo seguito la partita in diretta telefonica col presidente Marino e nel finale è riuscito a vincere 2-0 a Carini. E quindi vola al primo posto. Vola al primo posto, 4 punti di forte. vantaggio, campione d'inverno e quindi si candida sicuramente per il salto diretto di categoria. Volevo fare, visto appunto che abbiamo chiuso il girone di andata, alcune segnalazioni. Non conosciamo bene i marcatori della giornata di oggi, però segnaliamo 2 bomber che si sono distinti in tutto il girone di andata e quindi Nino Marrone del Ligny Trapani e Vito Armato del Salemi con 10 gol ciascuno. Salemi che ha anche il miglior attacco con 28 reti. Paceco in testa con 32 punti, Trapani in questo momento vive anche in maniera positiva il professionismo insieme appunto il Trapani in Serie B, ha alimentato tutto questo settore dilettantistico, quella zona, è importante, no? Ci sono Luca? un sacco di squadre nella Sì. provincia di Ligny, Trapani, il Paceco, il Dattilo, Salemi. Forse fa da traino, appunto, come Sì. dicevi tu, la squadra in Serie B. Positiva Il questa Salemi è anche una squadra di tradizione, no? Viene da tanti anni di Sì. campionati di eccellenza, quindi Benvengano quando ci sono queste sì, situazioni. sì. E credo che le prime 3 si giocheranno appunto il campionato. Paceco sicuramente. favorito secondo te, Alfio? Per quello che posso conoscere, non conosco benissimo il gioco dall'altro lato, però 4 punti di vantaggio e comunque Paceco ricordo che l'ho fatto anche la D in passato, Sì. magari come tradizione può essere anche una squadra che Potrebbe essere una chance in più. Sì. Una chance in più. Proseguiamo, adesso parliamo del girone B, sempre del campionato di promozione, guardiamo subito i risultati e poi la classifica di questa 15ª giornata. Castelbuono, Ghibellina 2-0, Città di Milazzo, Randazzo 2-0, Mamertina, Fiume Freddese 3-0, Ammili Marina, Pistunina, Castelbuonese 1-2, Riviera Messina Nord, Torregrotta 2-2, Sinagra, Atletico Villafranca 1-1, a Taormina, Sporting Taormina, Sant'Agiolese 3-0, Riposa Ciapazzi. Vince sia lo Sporting Taormina che la Castelbuonese e questo fatto fa in modo che queste due squadre continuino ad essere i leader di questo girone B del campionato di promozione. Guardiamo la classifica al completo.
Castelbuonese, Sporting Taormina, 32 punti. Città di Milazzo, 30. Sant'Agiolese, 27. Ciapazzi, 21. Pistunina, Sinagra, Mamertina, 20 punti. Fiume Freddese, 19. Castelbuono, 17. Randazzo, 16. Torregrotta, 13. Atletico Villafranca, 7 punti. Ghibellina, 6. Chiude la classifica Righiera Messina Nord con 5 punti. 2 squadre in vetta, Castelbuonese e Sporting Taormina, però insomma il Milazzo è lì vicino. Sì, infatti mentre tu parlavi di questa leadership condivisa tra lo Sporting Taormina e la Castelbuonese, pensavo proprio al Milazzo, che sta facendo veramente bene, e se i numeri sono importanti abbiamo il Milazzo che ha il miglior attacco assieme alla Castelbuonese e la miglior difesa. In più, notizie di calciomercato di qualche settimana, però volevo segnalare un classe 91 Rasà Rosario, che è il capocannoniere del girone ed è passato proprio al Milazzo dal Torregrotta. Invece le prime due abbiamo avuto lo Sporting Taormina, che è andato pesante con un bel 3-0 sulla Sant'Angiolese, che quindi perde un po' di terreno. E la Castelbuonese ha vinto fuori casa 2-1, una partita molto tirata, però vittoria importante, quindi campioni d'inverno in due. In due. Però questo Città di Milazzo, Luca, tu conosci bene la realtà di Milazzo, una città importante, hanno fatto i professionisti, quindi insomma stanno spingendo. Sì, secondo me il Milazzo è la squadra da battere in questo girone. Sì, anche lì la tradizione fa da padrone, no? Il Milazzo è stato cancellato, viene dalla Serie D e riparte da zero. Credo che la favorita, però, le prime due, lo Sporting Taormina, soprattutto del vecchio maestro Schifilliti, Vittorio Schifilliti, mitico, che è ancora in panchina, credo che daranno filo da torcere al Milazzo. Milazzo che con 30 punti in questo momento è al secondo posto, girone messinese dove dentro c'è anche il Randazzo, che comunque ha una sua tradizione per la categoria, Alfio. Sì, anche perché mi pare che ci sia un attaccante assai importante, Gerbino, mi pare che ci sia, sì, che qualche gol già l'ha fatto. Comunque è una squadra che paese importante, anche se hanno quest'anno un po' di antagonismo all'interno del paese, perché c'è una prima categoria. C'è un'altra prima categoria. E quindi comunque magari ci sono... Che poi non capisco perché nascono queste doppie squadre in questi piccoli centri, in queste piccole realtà. Io non riesco a perché il detto l'unione cosa fa la forza mi sa che non esiste. Io non riesco a capire. Però effettivamente anche a Taormina, anche a Taormina, squadra in promozione, potrebbero unire le forze e fare una squadra forte. Tra l'altro entrambi insomma nelle zone alte, per esempio nel caso del Taormina. Taormina credo che stasera è terzo in classifica, secondo in eccellenza, Taormina in testa qui in promozione. Secondo me non ha tanto l'unione senso. non fa la forza in questo caso, come dice bene Alfio. Va bene, succede. Sì. Proseguiamo e poi dopo parleremo anche di questo girone C importantissimo insieme anche a Luca Di Gregorio, che ne è un po' protagonista. Questo suo Battiati sta andando molto bene, però prima ci dobbiamo fermare perché abbiamo la pubblicità. Allora mi raccomando, preparati, annuncia la pubblicità in maniera così sontuosa e poi dopo parleremo di nuovo del campionato di promozione con il girone C. Ci vediamo sempre qui sul canale 215 del Digitale Terrestre, programma Sesta Rete. Rieccoci ritornati in studio, vi voglio ricordare che la trasmissione Penalty va in onda in diretta ogni domenica a partire dalle 19:30, lo scorso anno eravamo in onda a partire dalle 19, quest'anno invece la nostra trasmissione inizia alle 19:30, siamo in replica comunque nello stesso orario dello scorso anno, cioè alle ore 23 e poi in replica lunedì mattina a partire dalle 8:30. Campionato di promozione lo facciamo subito con i risultati del girone C. A Pedara, Atletico Pedara, Comprensorio Normanno 1-1. Giarre Calcio, Real Aci 2-0. A Pachino, Pachino Sport Club Palazzolo 0-2. A Siracusa, Rari Nantes Real Avola 2-2. A Lentini, Sicula Leonzio, Agira Nissoria 5-0. Sporting Battiati, Aci San Filippo 1-0. A Troina, Troina Sporting Priolo 0-1, riposa Atletico Catania.
Vincono quasi tutte le squadre di testa, tranne il Comprensorio Normanno che pareggia comunque fuori casa a Pedara. Abbiamo sempre in testa la squadra giarrese e le distanze sono anche abbastanza già considerevoli, anche se io credo che questo girone sia ancora apertissimo per il risultato finale. Guardiamo la classifica completa. Giarre Calcio 36 punti, Comprensorio Normanno 28, Sicula Leonzio 27, Sporting Priolo 24, Sporting Battiati, Club Palazzolo 23 punti, Real Aci 22, Atletico Catania Pachino 19, Aci San Filippo 18, Troina 15 punti, Atletico Pedara 14, Rari Nantes 9, Agira Nissoria 7, chiude la classifica Real Avola con 2 punti. Segnale forte del Giarre che batte un Real Aci importante, però la Sicula Leonzio con questo 5-0 fa sentire anche la sua presenza. Ciccio. Senza dubbio Ettore, però io questo girone C di promozione lo dividerei in due campionati. Uno lo fa il Giarre. Credo proprio che tu abbia ragione. Un campionato a sé lo fa il Giarre, miglior attacco, miglior difesa, Daniel Laleo capocannoniere del girone, vittorioso anche ieri 2-0 sul Real Aci, e poi c'è il campionato dove noi abbiamo dall'Aci San Filippo 18 punti al Comprensorio Normanno 28 per i playoff e bagarre. Sì. Sotto l'Aci San Filippo abbiamo altre 4 squadre e quindi diciamo che ci sarà grande lotta e non ci si potrà distrarre perché ogni punto sarà importantissimo in questo girone di ritorno. La Sicula Leonzio senza dubbio è la candidata ad essere in questo momento, anche se ancora terza, a un punto dal Comprensorio Normanno, sta risalendo veramente con grande prepotenza. Anche in prospettiva playoff. Assolutamente sì. 5-0 in casa con la Gira Nissoria che per quanto penultimo è sempre un risultato importante, certo. Mentre il Comprensorio Normanno si è fermato 1-1 a Pedara. Quindi secondo me nel campionato A vedremo un Giarre che magari un po' rallenterà, ma secondo me non perderà terreno. Nell'altro campionato veramente ci divertiremo. Bene, ci divertiremo, però è un campionato dove quest'anno insomma un po' in sordina è partito questo Sporting Battiati, ma adesso pian pianino sta venendo fuori. Avete fatto anche in prospettiva qualche innesto a dicembre? Sì, è arrivato qualcuno, un paio di innesti, il portiere Bonanno della San Pio e Peppe Cassone, l'attaccante, un ritorno, sì. Era con noi già 4 anni fa. Allora, noi proseguiamo il lavoro, il percorso dell'anno scorso, sì. Esattamente alla stessa maniera. Ci siamo salvati l'anno scorso, l'obiettivo è sempre quello, però, sperando di migliorare l'8° posto però dell'anno adesso scorso. Guardi la classifica e ti rendi conto che siete in ascesa. L'ho vista stasera, però siete io in continuo. ascesa. Sì, assolutamente, spero che questo momento continui, non si ferma qui. Da più parti si dice che questo sia l'ultimo anno che tu rimanga a Battiati, No. Perché ti vedono anche in altre panchine importanti, Luca? No, io non ne so nulla assolutamente, questo magari il Presidente non sarà contento. No, Presidente, stia tranquillo, lo finirà il campionato. Però intanto, le voci arrivano, Io spero di finire bene questo campionato e poi dopo vedremo. Un pensierino ai playoff lo state facendo. È normale è inutile negarlo. Quello sì, poi vediamo fra un mese e mezzo a che punto siamo e quindi poi vedremo più avanti, poi ci saranno tutti gli scontri diretti. Questo è anche vero. Ancora è troppo presto. Però siete sulla buona strada. Alfio, questo Giarre comunque... vabbè, io lo conosco. Lo conosci bene, no? Diciamo Papà di sì. Arturo è lì dentro, quindi... Fa il direttore lì. È una squadra che, ecco, quando si parla di organizzazione, è una squadra che difficilmente ha cambiato nemmeno quest'anno. Sì. Stesso gruppo, che è la loro forza. E poi 2 o 3 individualità importanti, di notevole spessore. Aleo che è il capocannoniere del girone, comunque è uno che riesce a fare spesso gol. Sottile che per questa categoria sicuramente ha numeri importanti. E si è sistemato dietro con gli innesti di Patanè e Patti a centrocampo che gli danno sicuramente qualità. Però in una fase di rafforzamento anche il Comprensorio Normanno ha preso qualche nuovo innesto e in prospettiva tenterà quantomeno di tenere corto questa classifica, soprattutto nella zona alta. Allora, sicuramente il Comprensorio Normanno, che comunque vive in una piazza importante perché Paternò necessita di calcio importante. Ciccio Pannitteri è una persona che il calcio lo ha fatto e lo conosce molto bene. Così come la Sicuro Leonzio con Pierpaolo Alderisi che conosciamo, certo, che salutiamo, con Melo Costanzi in avanti e quant'altro. Sicuramente sono squadre che paradossalmente forse con i nomi sono anche
sulla carta più forti del Giare Calcio, però il Giare non perde e quindi fa la differenza. A questo punto fa la differenza tutto questo. Bene, bene, bene. Proseguiamo, lo chiudiamo questa categoria di promozione, lo facciamo subito con i risultati e poi anche la classifica del girone D. A San Michele di Ganzaria, San Michelese Empedoclina 0-0. Atletico Gela Sporting Club Racalmuto 4-3. A Canicattì USA Sport 2-2. Comiso Jobbing Santa Croce 3-1. A Grotte Libertas 2010 Aragona 4-4. Ribera 54 Mussomeli 1-0. Riposano Sciacca e Real Biscari. Ennesima vittoria di questa Ribera 1954 che non c'entra niente secondo me in questo campionato di promozione, infatti il distacco è già considerevole. Guardiamo la classifica non tanto per la prima posizione ma per tutto quello che può succedere anche nella zona playoff e playout. Ribera 54, 35 punti. Mussomeli 27. Libertas 2010 22. Comiso 21. Canicattì 20. Sporting Club Racalmuto 19. Accademia Empedoclina 17. Aragona 16. USA Sport 15. Sciacca 14. Jobbing Santa Croce 12 punti. Atletico Gela 11. Real Biscari 8. Aquila San Michelese 6. Scicli escluso dopo 4 rinunce. Brutta questa cosa, lo Sciacca nel frattempo vi ricordo che ha 2 punti di penalizzazione. E la stessa domanda della scorsa settimana, Ribera 1954 non c'entra niente in questo campionato, è costretta a farlo, viene dall'interregionale, insomma deve ricominciare tutto da capo, però l'organizzazione, l'idea societaria è forte e quindi credo che questo possa essere un enorme vantaggio per la vittoria finale. Sì, sicuramente se c'era una giornata di campionato in cui dimostrare questo, era quest'ultima giornata, questa 15ª, in quanto c'era lo scontro al vertice tra Ribera e Mussomeli. Vittoria di misura, 1-0, per cui... Sempre vittoria è. Senza dubbio, vale sempre 3 punti. Beh, magari non sarà la leadership del Giarre, ma senza dubbio ora 8 punti, sono 8 punti da amministrare nel girone di ritorno senza distrarsi. Detto del Ribera, c'è stata pioggia in questo turno di girone di promozione, Tanti non gol. di acqua ma di gol, perché nonostante sia il girone con meno partite visto appunto i ritiri, 24 gol segnati. 4-3 a Gela, 3-1 a Comiso, 4-4 la partita dell'Aragona e quindi chiudo nominando anche qua i capocannonieri del girone, Sì. Salvatore Tarantino dell'Aragona, Santo Scarpinato del Mussomeli e Bellavia del Canicattì, che se non hanno segnato anche oggi avevano 8 gol ciascuno alla Sono vigilia. tanti. Probabilmente qualcuno di loro ha segnato. Sono tanti. Ribera 54, ho detto bene, cioè cosa c'entra in questo campionato di Ribera, come volendo anche il Giarre? Sì, ma esattamente la stessa cosa di prima. Ribera l'anno scorso era in Serie D Interregionale, sì, e in si Serie porta quella mentalità vincente, Un quel pubblico, una forza. importante. Quindi sicuramente non avrà Però mi sorge spontanea una problemi. domanda, cioè tu hai fatto l'anno scorso l'interregionale, non hai potuto continuare un campionato così importante, ti sei iscritto al campionato di promozione, cioè perché tutto questo? Io credo che un'altra società sicuramente hanno preso in mano altri imprenditori della zona, sicuramente, quella di prima. L'imprenditoria diventa fondamentale per il proseguo dei campionati importanti. Assolutamente, non è più come prima. Non è più quando- come prima, giusto. Negli anni passati, quindi no. È chiaro, è chiaro. Comunque Ribera, indubbiamente una Ribera, spada sì, sopra gli altri. credo che il Canicattì io faccio il tifo per il Canicattì, che c'è Giovanni Falsone, che è stato il salutiamo. mio mister, e il Biscari c'è Nicola Dolce, che è stato anche lui il mio mister, quindi Sì. gli auguro a tutti e due, uno di salvarsi. Mitico perché Nicola Dolce, anche è una bellissima penultimo in parentesi a questo Giarre. Canicattì può tornare tra i playoff sicuramente. E bagarre soprattutto per i playoff comunque a questo Come punto. la no? classifica, Altri- sì. Beh, la storia del Ribera fa la differenza. Mi stranizza il San Michele di Ganzeria, che l'anno scorso c'eravamo nel girone in prima categoria, la San Michelese, perché effettivamente dai progetti che avevamo l'anno scorso si pensava che volessero scalare. E invece? Invece sta facendo fatica, Arrancano l'investimento un po'. dell'anno scorso probabilmente è stato pesante per vincere il campionato di prima categoria. Per chiudere questo girone, io la domanda cattiva la devo fare anche a voi. Scicli che insomma dopo 4 rinunce praticamente viene esclusa dal campionato. Scicli, una squadra importante, vecchia tradizione,
è una realtà che insomma vive una provincia ricca, tra virgolette, quella ragusana. Che succede, Alfio? Purtroppo, Dispiace. sì, bisogna vedere anche lì che tempi di programmazione ci sono stati, che progetti c'erano. Purtroppo si vivono spesso alcune realtà che sembra all'inizio che parti in una certa in una maniera e poi dopo nomi anche di paesi abbastanza importanti e poi non si sa che succede. Che poi tra l'altro la provincia di Ragusa soffre, no? Modica, Vittoria. In Ragusa stesso, il Vittoria hanno sistemato qualcosa la settimana scorsa con altri imprenditori. Ha salvata Claudio la mattina, tengo a precisarle questa cosa. Il Ragusa era partito con, non lo so, dovevano ammazzare il campionato. E invece poi alla fine 1000 stranieri dentro il campo. Però Luca, questo Scili che si ferma, dispiace. La cosa che dispiace è che lo Scicli è partito male dall'inizio, cioè ad agosto già si sapeva. Già si sapeva che non avrebbe la Lega dovrebbe, la Lega sapeva di questo fatto qui. Ma la Lega vuole anche numeri e quindi deve fare iniziare magari ripescava un'altra squadra a favore dello Sarebbe Scicli. stato un po' meglio, no? Così il campionato non si sarebbe neanche falsato. Sì, si è falsato completamente. È vero. Va bene, abbiamo chiuso col campionato di promozione, i nostri ospiti rimangono qui perché adesso parleremo della prima categoria. Salutiamo il nostro Ciccio Lametta, come al solito sempre preciso, bravo, complimenti. Ad Augusta so che stai andando fortissimo, ti seguono in tantissimi. Speriamo. Settimana prossima qualcuno dell'Augusta. Sì, proveremo a contattare qualcuno del Megara Augusta. Perché questo Augusta sta andando molto bene, il Megara Augusta, sì. Perché poi lì anche ad Augusta c'è una doppia realtà, anche questa incomprensibile, perché insomma pochi soldi per due squadre. Facciamo una puntata su questo. Faremo anche una puntata, benissimo, ringraziamo Ciccio Lametta che ritroveremo la prossima settimana. Abbiamo un'altra ennesima pausa pubblicitaria e a lanciarla naturalmente la nostra Giulia Bonaccorsi. Ci vediamo qui proprio tra pochissimi minuti. È il momento di parlare adesso della prima categoria e allora in postazione abbiamo subito il nostro Antonio Borzì che salutiamo. Ciao Antonio, ben ritrovato. A tutti quanti. Anche a te devo farti la domanda classica, come è andato dopo il debutto? Tutto bene. Benissimo, siamo contenti perché insomma parlare di prima categoria è importante perché è seguitissima, ci sono tantissimi gironi, sono 8, anche se noi effettivamente insomma, ne trattiamo 4 in modo particolare, mentre negli altri 4 facciamo diamo una rapida diamo il quadro completo. Allora a questo punto facciamolo subito questo quadro completo parlando dei gironi che non vedremo in schermata. Parliamo del girone B, C, D e H. Allora nel girone B. Allora nel girone B è da segnalare una larga vittoria del Prizzi contro il Giuliana con una doppietta di Peppe Landò. Da sottolineare come si conferma prima in classifica il Casteltermini con 29 punti, il migliore attacco e la migliore difesa. Inoltre abbiamo nel girone C invece la Stefanese che si conferma prima in classifica ma pareggia contro il Mistretta 0-0 e uno scontro per i playoff c'è stata una vittoria molto importante del Campofelice contro il Finale. Benissimo. Nel girone D invece anche in questo caso uno scontro in testa fra l'Iniziativa e il Merì con la conferma delle prime due in classifica. Nel girone H invece si conferma allo stesso punto il Gela prima in classifica con 37 punti mentre è stata sospesa Raddusa Castel di Judica. Bene, e abbiamo chiuso con quelli senza schermata, perfetto. Allora a questo punto parliamo subito del girone A del campionato di prima categoria, 13ª giornata, i risultati ce li legge naturalmente la nostra Giulia. Ad Erice, Buonagia Sant'Andrea, Borgata Terrenove 0-2, a Menfi, Campobello di Mazzara, Equip Palermo 1-0, Città di Castaldaccia, Don Orione 3-1. A Torretta, Ezio Roma Calcio Isola, Isola delle Femmine 1-1. A Montelepre, Partini Caudace, Iatina Pro Monreale 2-0. A Palermo, Sparta Palermo, Bolognetta 1-3. Riposa, Bagheria. Borgata Terenove che vince fuori casa e in testa a questo punto in questa classifica del girone A. Una Borgata Terenove che ha un grandissimo organico perché da sottolineare come vi sia Nino Barraco, il numero 10 della squadra, e soprattutto come abbiano anche acquistato Ciccervini che è un attaccante di vecchia data, vecchia scuola, però sono una coppia che fanno la differenza in prima categoria e lo stiamo vedendo.
Inoltre in questo girone, che è il girone diciamo palermitano della prima categoria, da sottolineare come l'equipe Palermo perde contro il penultimo, che è il Campobello di Mazzara. Oggi riposava il Bagheria, che però si conferma ovviamente secondo in classifica, non viene sorpassato dall'equipe Palermo. Perfetto, girone E a questo punto, e poi parliamo anche con i nostri ospiti perché molte squadre insomma sono molto conosciute da voi, no? Girone E, subito i risultati della 13ª giornata. AC Catena Milo 3-2. A Messina, Messina Sud, AC Bonaccorsi 1-2. Trecastagni Ionica 0-0. Calatabiano, Desport Gaggi 3-2. Real San Venerina, Lineri Mister Bianco 2-2. A Giardini Naxox, Sporting Club Giardini, AC Sant'Antonio 0-3. Russo Sebastiano, Robur 1-0. Trecastagni sempre in testa con 32 punti, il commento di Antonio Borzini. Un Trecastagni che però questa giornata si ferma, si blocca un pochettino, pareggia contro lo Ionica 0-0, un pareggio a reti inviolate, però il vantaggio è ancora ampio con 4 punti di vantaggio nei confronti del Calatabiano. Da sottolineare anche però la vittoria della Cicatena contro il Milo, che si afferma 3-2 in casa, il Milo che milita nelle parti alte della classifica, Milo milita, gioco di parole, ma si ferma in questo caso contro la Cicatena. Da sottolineare anche come ancora la lotta in questo caso, in questo girone, sia un po' segnata, nel senso che la lotta dei playoff vede delle differenze ancora ampie. Per esempio il Trecastagni ha 4 punti nei confronti del Calatabiano e la coppia Milo-AC Sant'Antonio è distante dallo stesso Calatabiano. Si stanno creando un pochettino queste spaccature. Degli scompartimenti veri e propri. Anche se, come sappiamo, la prima categoria è una categoria particolare, cioè nel senso che poi può cambiare tutto all'improvviso. È vero, è vero. Ho detto bene, conoscete molto bene queste squadre, chiaramente Trecastagni, Calatabiano, il Milo, l'AC Sant'Antonio. C'è giocato. Dov'è che non hai giocato? Sei stato un personaggio presente in moltissime società. Allora, parliamo di questo Trecastagni, 32 punti in testa, Trecastagni molto organizzato, tecnicamente di grande qualità. Luca. Sì, però come diceva il tuo collega ancora è molto presto, 4 punti non sono niente, anche perché l'AC Sant'Antonio ha fatto una campagna acquisti dispendiosa, ha fatto una squadra di promozione, ha preso Ciccio Sciuto, l'ultimo colpo, credo Sciuto l'attaccante, e Tomaselli dalla promozione. Vogliono vincere questo campionato. C'è tutto il tempo, tutto il girone di oggi, credo che si è chiuso il girone d'andata, quindi c'è tutto il tempo e c'è tutto il tempo per recuperare questi punti, ci sono gli scontri diretti, quindi secondo me l'AC Sant'Antonio rimane una delle favorite. Abbiamo comunque anche il Calatabiano con 28 punti che sta lì, e poi, come ha detto bene Antonio, sia il Milo che l'AC Sant'Antonio a 25. Comunque è anche vero che degli scompartimenti si sono creati, male che vada si vanno a giocare i playoff. I playoff sicuramente, ma come dice bene Luca, l'AC Sant'Antonio lo vedo sicuramente una squadra che nel giro di ritorno sarà in ascesa. Conosco la piazza, conosco l'allenatore Lucio Tosto, dovrebbe essere una garanzia per la categoria. Cioè, scendere dalla Serie D dove lui ha... La cosa più importante è che ad AC Sant'Antonio almeno si badi anche alla programmazione, perché sennò poi dopo al solito si rischia di vincere un campionato e magari l'anno successivo non avere neanche i soldi per iscriversi. Infatti. Io comunque, mi auguro di no, perché so che c'è una buona dirigenza, 2 o 3 imprenditori che si sono messi insieme. Il comune gli sta dando una mano, l'amministrazione sta dando una grandissima mano. Pertanto ci sono tutti i presupposti per provare a fare bene. Speriamo. Il direttore Salvo Castolina si è mosso già in anticipo, aveva già dei movimenti fatti inizialmente. Hanno preso Mauro Patanè in avanti, che comunque in prima categoria è sempre uno che fa gol. Insomma, sarà una squadra importante, l'aspettiamo nel girone di ritorno. Ma io sono sicuro che potrà fare. Trecastagni dovrà stare attenti, però la squadra di Vezzosi ha degli elementi importanti. Trecastagni sta confermando quello che si diceva in estate. Trecastagni era una squadra da battere, e così per adesso è. Proseguiamo, adesso parliamo del girone F, i risultati e la classifica anche in questa 13ª giornata. Belpasso, Reale Adrano 1-1. A Biancavilla, Cometa Calcio Tre Mestieri 0-0. Valverde, Ciclope Bronte 2-2. BI Mister Bianco Randazzo 2-2. A Maletto Città di Catania 0-1. Real Paternò Mascalucia 1-1. San Giovanni La Punta Grevina 2-1.
Vince fuori casa il Città di Catania con 31 punti, in questo momento è al primo posto nel girone F della prima categoria. Antonio. Si conferma il Città di Catania che si afferma in questo girone. C'era una grandissima partita oggi che era quella fra Mister Bianco e Randazzo, uno scontro al vertice, ma potevamo vedere come non si sono volute fare del male. È finito in 2-2, un pareggio che lascia, diciamo, la classifica immutata. Rimandano tutto alle prossime domeniche. Rimandano tutto a questo girone di ritorno che vogliono appassionante. Probabilmente lo fanno per la trasmissione, per farci seguire di più. E nel Mister Bianco, tra l'altro, con il nuovo allenatore Alfio Cocivera, che ha debuttato con questo pareggio 2-2, non facile con il Randazzo. Bene, e adesso chiudiamo con il girone G, sempre di prima categoria, 15ª giornata, i risultati letti da Giulia. A Siracusa, Belvedere Ellenica 2-1. Carlentini, Città di Augusta 1-0. Floridia, Frigintini 4-0. Marina di Ragusa, Atletico Militello 3-1. Megara Augusta, New Team Ragusa 1-0. A Modica, New Pozzallo, Città di Canicattini 3-1. A Licodia Eubea, Sporting Eubea Atletico Scicli 1-0. Belvedere vince il quasi derby siracusano con l'Ellenica per 2-1, ancora leader di questo girone G del campionato di prima categoria. Diciamo che Belvedere è una garanzia, in casa non ha mai lasciato un punto a nessuna squadra, cioè a Siracusa non si passa in un certo senso. Da sottolineare anche però come guardiamo la parte alta della classifica con Belvedere a 32 punti con 3 punti di vantaggio nei confronti del Marina di Ragusa, ma la parte bassa vede un Atletico Militello in crisi. Probabilmente sono stati fatti degli errori nella parte iniziale della programmazione perché ci sono state numerose cessioni nei confronti del Gimnica Scordie in eccellenza, ma non è stata, diciamo, potenziata la squadra per un campionato di prima categoria che ha sempre delle difficoltà. L'Atletico Militello è una squadra che ha anche una storia alle spalle, sì. Un pochino suona strano. Sta soffrendo, quindi quest'ultimo posto dell'Atletico Militello volendo era quasi un po' aspettato perché quando non si programma poi giustamente si rischia di far pochi punti e soffrire e chissà magari forse quasi quasi abbandonare già con molte settimane di anticipo questa categoria. Alfio. L'Atletico Militello l'anno scorso era nel nostro girone quando io allenavo il Picanello. Erano partiti l'anno scorso con una programmazione e si pensava che volessero vincere il campionato. Avevano chiamato Aldo Musumeci come allenatore. Hanno fatto un inizio bellissimo. Ottavio Nicotra, sì. In attacco avevano preso, mi ricordo c'era... Poi c'è stato un cambio societario generale. Poi magari forse quello che qualcuno aveva promesso non è arrivato, non è arrivato e quindi rivoluzione. Quindi la rivoluzione, campionato medio basso. Sono tranquillamente salvati, hanno fatto un campionato sereno. Per chiudere con Luca che ci lascia e rivedremo probabilmente nelle prossime settimane con questo Battiate che dirà la sua. Se portate bene, sì. Certo, ci mancherebbe. Belvedere in testa con 32, Belvedere che comunque anche lui insomma ha una tradizione nelle categorie tra promozione e prima categoria, quindi sì, non è escluso che potrebbe vincerlo questo girone. Secondo me sì, Belvedere è la squadra praticamente dell'Enzo Grasso dell'anno scorso, che noi abbiamo incontrato, quindi stesso gruppo, stessa credo società, quindi sì, 3 punti sono pochi. Il Megara, alla lunga 28 punti, terzo in classifica? Ma non lo so, ecco, non conosco bene lì la squadra, conosco meglio il Belvedere come nomi, come tutto, però è ancora presto, secondo me. C'è Nunzio Riccobello nel Megara che diciamo è una garanzia per certi versi. Sì, certo, per la categoria indubbiamente. Uno che ha vinto qualche campionato in prima categoria, è vero. Con la Città di Augusta, Megara Augusta. Sì, che poi dopo c'è stata anche un po' di confusione, anche troppe squadre io invece Augusta. Sono contento che il Città di Catania è ritornato, però il cuore è là. E il cuore è là, l'anno scorso si chiamava Picanello, quest'anno Città di Catania, salutiamo il presidente Pinazzo. Sì. Va bene, salutiamo anche Luca Di Gregorio che aspettiamo nelle prossime puntate con questo bel giocattolo che si chiama Sporting Battiati. Lui non vuole dire dove andrà il prossimo anno, però le voci lo vogliono in categorie superiori. Io non lo so, lo sai, forse sì, vabbè. Io grazie per l'invito, intanto e auguri di buon Natale. A seguire. Rimaniamo invece con Alfio che chiuderà insieme a noi con il campionato di calcio a 5. Salutiamo invece Antonio. Un arrivederci a tutti e alla prossima settimana. Noi a questo punto mandiamo in onda un servizio che abbiamo realizzato qualche settimana fa in un'altra scuola calcio importante della realtà giovanile catanese. Parliamo della scuola calcio Jeunesse. Abbiamo chiacchierato, ci siamo anche divertiti con i ragazzi che compongono la categoria dei giovanissimi.
carissimi, ci guardiamo il servizio e poi tra pochissimo ritorneremo in studio per parlare del calcio a 5, un'altra nuova grande finestra che vogliamo proporre settimanalmente per tutti gli amici che seguono Penalty. Vincenzo Caso, ovvero uno dei tanti giovanissimi che fanno parte della scuola calcio Jeunesse, qual è il giocatore insomma, a cui tu ti ispiri? Giorgio Chiellini, È un difensore, tu sei un difensore anche nella tua squadra? difensore centrale. E per quanto riguarda invece qualche giocatore straniero, qual è il tuo idolo? Piqué. Giovanni Priolo, il ruolo nella tua squadra? Centrocampista. Centrocampista d'attacco o di difesa? D'attacco. Quanti gol hai fatto quest'anno? Quest'anno non ho avuto la gioia di segnare ancora. Vabbè, però speri insomma di segnare, no? Sì. Qual è il centrocampista più importante per te nel mondo del calcio? Centrocampista, non so, uno dei più forti può essere Pjanic. Beh, un giocatore importante della Roma che in questo momento sta andando fortissimo in campionato, no? Sì. Un centrocampista italiano? Pirlo. Nicola Schililò, un altro giovane, giovanissimo della squadra della Jeunesse, il ruolo in questa squadra? Ma il mio ruolo in questa squadra è il difensore. Ma il mister è un mister cattivo oppure un mister che poi in fondo è sempre vicino a voi e vi aiuta tantissimo e vi dà dei suggerimenti importanti? Ma il mister durante la settimana ci prepara molto sia psicologicamente che tatticamente alla partita e anche quando comunque le partite non vanno bene ci motiva e ci dice di guardare avanti. Hai detto che fai il difensore, qual è il difensore che più ami, che più segui? Ma io essendo juventino Andrea Barzagli. Se dovessi dire il difensore più forte però Thiago Silva. Saverio trovato, ruolo? Terzino sinistro. Mancino naturale? Sì. Il difensore più importante che in questo momento insomma ispira i tuoi sogni? De Sciglio è un grande difensore, giovane e talentuoso. Ma io le persone nella Jeunesse siete tutti juventini? No, io milanista. Michael Meci, ruolo esterno d'attacco o di difesa? Difesa. Quindi insomma tanto allenamento perché non bisogna far passare gli uomini, gli avversari. Sì. Senti, ma in questo campionato c'è della correttezza in campo oppure voi alla fine un po' litigate anche tra voi avversari? Un po'. Ogni tanto. Quanti gol hai fatto quest'anno? 0. Speri di fare qualche gol? Sì. Come terzino sinistro hai detto? Destro. Ah, terzino destro qual è il giocatore che ti piace più di tutti? Javier Zanetti. Michele D'Alessandro, un altro difensore della Jeunesse, categoria giovanissimi, quali sono insomma, i vostri ideali all'interno del gruppo? Fare amicizia, cercare magari di vincere qualche partita, ma soprattutto quello di crescere, no? Sì, di crescere. E il mister sotto questo punto di vista penso sta facendo un bel lavoro. Sì, infatti.
cerca di farci crescere e di migliorare sempre di più. Ma se vi deve sgridare, vi sgrida. Sì. Però cerca sempre di motivarci. E con i compagni di squadra come va? Benissimo, fantastici, simpatici, ci incoraggiano anche quando noi sbagliamo. Quindi insomma la bella atmosfera della Jeunesse, poi se arrivano i risultati ben vengono, ma se non dovessero arrivare l'importante è il gruppo. Sì, giusto. Roberto Gioviale, attaccante della Jeunesse, categoria giovanissimi, e abbiamo saputo anche che la scorsa settimana insomma hai fatto una bella doppietta. Sì. Beh, raccontaci il gol. Erano due. Era un pallonetto. È un incrocio dai pali. Insomma, hai fatto 2 euro gol allora. Come ti trovi in una squadra italiana? Perché tu sei ungherese. Sì, e mi trovo bene. Sono cresciuto ormai qua, sono un anno qua, sono ripreso da un infortunio dalla gamba. E ora adesso sta meglio però. Sì, ora sto meglio. Bene, e allora a questo punto tanti gol. Sì. Domenica ho segnato una doppietta. Beh, speriamo bene per le prossime domeniche. Grazie. La scuola calcio Jeunesse di Sant'Agata dei Battiati diretta da mister Giacomo Priolo. Abbiamo fatto questa doverosa parentesi dedicata al calcio giovanile perché ci sembra giusto, è la vera e propria anima del calcio che poi dopo col passare degli anni diventa sempre molto più importante anche per gli stessi ragazzini che fanno parte della scuola calcio. In postazione adesso abbiamo il nostro Alessio Patti che ritorna dopo una settimana. Ciao Alessio. Ciao Ettore, buonasera a tutti. Con lui parliamo adesso del calcio a 5 e sono arrivate delle email e la cosa ci fa molto piacere perché siamo l'unica trasmissione che parla del calcio a 5, quindi anche per noi è sinonimo di bellezza, ci fa piacere questa soprattutto cosa. Nel palermitano siamo stati molto apprezzati e questo, seguiti. E questa cosa è molto Speriamo molto di importante. continuare così. È chiaro che i gironi del calcio a 5 sono tanti e quindi dobbiamo chiaramente restringere, mandiamo in onda soltanto il girone di Serie C1, che è quello dove ci sono molte squadre siciliane, anzi è completamente siciliano, pieno di squadre siciliane, ci sono anche alcune squadre del catanese. Diamo subito i risultati e la classifica, lo facciamo anche con una schermata, lo facciamo con Giulia e poi dopo ci dai un commento, però un punto della situazione anche delle altre squadre che fanno parte di altre categorie. Sì, ci sono tante belle ci puoi sorprese. dare qualche notizia. Allora diamo subito lettura dei risultati. Campionato di Serie C1 di futsal, calcio a 5. Ad Augusta, Arbor Sporting Club, Città di Leonforte, 3-1. A Rosolini, Arcobaleno Ispica, Juventus Gaetano Scirea, 6-2. A Caltanissetta, Nissa Futsal Peloro Messina, 7-2. A Mascalucia Progela, 1-3. A Palermo, Azzurri Futsal Palermo, Real Calcio, 9-0. A Regalbuto, Dilettantistica Regalbuto MM Futsal, 3-3. A Palermo, Mabbonat, Ennese, 5-4. A Termini Imerese, Virtus Termini Futsal Catania, 9-3. Arbor Sporting Club in testa con 33 punti, può partire già la schermata della classifica, ce la commenta naturalmente il nostro Alessio. Allora Alessio, questo girone di Serie C1 vede comunque il Mascalucia perdere in casa, però stazionare quantomeno in una zona tranquilla, non penso che possa insomma rischiare una retrocessione. No, il Mascalucia al momento è fuori dalla zona play-out in quanto sia la Peloro di Messina che l'Ennese abbiano capitolato. La squadra di Uberto Previti, ingiustamente espulso, ha perso una partita sicuramente bugiarda perché Marchese e compagni hanno letteralmente chiuso nella propria metà campo la Progela che comunque in ripartenza ha dato una bella lezione di calcio a 5. Il migliore in campo è stato appunto il portiere della Progela che ha eretto una saracinesca e la squadra di Previti si è dovuta arrendere. Comunque parliamo anche dell'Arbor che è
campione d'inverno, non aveva costruito una squadra per vincere il campionato, sì per avere delle ambizioni, ma non sicuramente. Non si immaginava sicuramente in testa alla classifica al Giro di Boa, lo fa rialzandosi, vincendo 3-1 contro il Città di Leonforte. Alle spalle però non si arrende nessuno. L'Ennese vince per 7-2, la Nissa scusate vince per 7-2, fondamentali le doppiette di Sabatino, di Gangi e di Dettori, che comunque fanno sì che la squadra stia ancora col fiato sul collo della capolista. Insomma, tutto ancora da decidere. Esatto, anche l'arcobaleno Ispica vince ancora, segna anche l'allenatore giocatore Mittelman, 6-2 contro una Gaetano Scirea completamente incerottata. Cosa intendiamo per incerottata? Cioè, c'erano parecchi assenti. 4 titolari assenti, tra cui il capocannoniere della squadra con 18 reti. Benissimo, bravo Alessio. Alfio, insomma, sembra un po' distante questo calcio a 5, però credo che comunque c'è tutto un mondo intorno. È una bella realtà ormai il calcio a 5. E credo che anche dal punto di vista economico ci siano più investitori, costa anche un po' di meno. Sicuramente ci sono dei costi diversi, c'è un'abitudine di quel famoso rimborso spese che magari nel calcio a 5 si evita di dare. Si evita di dare, certo. Quindi già questa cosa qui è un po' diversa. E poi comunque... Poi c'è una tradizione anche in Sicilia, no? Sì. L'Augusta ha insegnato tanto a tutti. Nel palermitano c'è sempre stata una cultura del calcio a 5 ben definita. Recalbuto non è da poco che fa calcio a 5. Masco Lucia, Catania, l'amico Previti di Ciccio Taccia e quant'altro hanno sempre fatto questo sport come cioè il calcio a 5 sempre da tempo. Quindi non avete nominato la più grande delle realtà al momento del calcio a 5 in Sicilia, che è la Cireale Calcio a 5. La Cireale Calcio a 5 ci sarei arrivato. Giusto? Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Esatto, che quest'anno con l'allenatore Salvo Samperi giovanissimo e con una squadra giovanissima sta compiendo un'impresa straordinaria. Ha 13 punti in classifica, 2 vittorie consecutive e questa settimana hanno vinto fuori casa 6-3 ad Isernia, doppietta di Capitan Musumeci classe 91, doppietta di Alessio Trovato classe 93 nel Giro della Nazionale Under 21 e rete anche di un 94 Pennisi, una squadra giovanissima. Alessio è preparatissimo, dobbiamo starci in rigoroso silenzio. Non parlo più di calcio a 5, domani dovessi invitarmi. Troppo buoni. No, è preparato. Beh, d'altra parte lui è il nostro commentatore ufficiale del calcio a 5, quindi hai 30 secondi per dirci il prossimo turno della Serie C1, c'è qualche scontro importante oppure il campionato si ferma? No, continua. No, il campionato continua e continua anche la lotta nei primi posti e anche e soprattutto nella zona bassa della classifica, dove c'è un importantissimo scontro diretto a Mascalucia, tra Mascalucia ed Ennese. All'andata è finita 3-2 per la squadra pedemontana, che dovrà ripetersi perché l'Ennese è lì pronta per soffiare la salvezza. E quindi un in bocca al lupo grandissimo a Umberto, che conosciamo molto bene, sia io che Alfio Barbagallo. Bene, allora abbiamo chiuso la puntata odierna di Penalty, intanto congedo Alessio Patti, il nostro commentatore ufficiale del calcio a 5, con lui la finestra ritornerà chiaramente la prossima settimana. Grazie e buon lavoro a voi. Ad Alessio. L'in bocca al lupo ufficiale di Penalty per Alfio Barbagallo è tradizione, perché ci sono stati fatti che lo hanno confermato, che chi viene a Penalty trova sempre panchina. Io ti ringrazio. Dopo questa pausa il panettone sarà abbinato ad una nuova panchina. Permettimi solo di salutare una società con cui adesso io sto collaborando così in maniera per non stare fermo, perché comunque la passione rimane, che è il calcio lavinaio. Il calcio lavinaio, che partecipa a un campionato che noi non menzioniamo, CSI, dove mi diverto. Più un'ente di promozione, infatti. Dove mi diverto e... C'è meno stress. Decisamente meno stress. Benissimo, però quella panchina probabilmente arriverà tra qualche settimana. Noi te lo auguriamo, perché dopo la bellissima stagione dell'anno scorso con il Piganello, questa tua pausa è giusta, però poi dopo il panettone deve arrivare per forza la panchina, se no poi si sta male. Ma non soffriamo, questo ci mancherebbe, dobbiamo prendere tutto con filosofia. Molta serenità, infatti. Perfetto, buon lavoro e buon auspicio anche per Alfio Barbagallo. Salutiamo la bellezza numero 2 della nostra trasmissione. Dopo Federica, non è una classifica, è insomma soltanto un numero a seguire, Giulia Boraccorsi, che rivedremo la prossima settimana chiaramente.
Un saluto a tutti quanti e a domenica prossima. E salutiamo anche la nostra Lorena Gulisano, la nostra terza penaltina, la penaltina on the road, che già dalla prossima settimana sarà presente all'interno del nostro programma con un servizio dedicato sempre alle scuole calcio. Noi ritorneremo la prossima settimana, fra 7 giorni precisi, a partire dalle ore 19:30 in diretta, poi in replica alle 23, in replica anche nella giornata del lunedì alle 8:30. Arrivederci a tutti e appuntamento alla prossima settimana.